Il secondo passaggio, i giovani. Guarda, io sui giovani sono ipercritico come politica, ipercritico anche come politica regionale, ipercritico anche come politica nazionale. Lo dico, noi sulla politica dei giovani dobbiamo veramente girare pagine. Non è mica possibile che ci siano dei ragazzi che appena laureati trovano soddisfazione fuori dall'Italia e non trovino un appoggio, un collegamento, un punto di riferimento, una borsa di studi, un centro tecnologico in Italia. Non è possibile. Anche la regione, anche il comune, cioè abbiamo poche risorse, ma è una scelta, quelle sono le generazioni. Allora, quando noi andiamo a fare la fotografia dei giovani in un bellissimo libro che se volete vi arriverà, o al limite l'assessore che fa un po' di copie, Giovani in rilievo, e si leggono le brutte percentuali legate all'uso dei cannabinoidi, all'uso della droga, a devianze sessuali. Per l'amor di Dio, ok, c'è anche quello, ma guardate che c'è una grande fetta di giovani che si radicano sempre di più sul territorio, che amano sempre di più il territorio, che vorrebbero sempre di più investire sul territorio, metterci a faccia, trovare anche qualcuno che gli dà magari una mano, ma non tanto finanziaria, di appoggio. E qui siamo completamente assenti. Siamo completamente assenti. La politica quindi del sociale, ma anche la politica economica, non è il bando per i giovani imprenditori o le donne fino a 40 anni, è una politica di assistenza, non assistenza in termini ti do tanto, ma di assistenza proprio da tutto, dalla A alla Z, fin tanto tu trovi un determinato impiego legato al territorio. Questa è una politica che noi purtroppo, in parte la Lombardia per una piccola parte lo sta facendo, ma noi come Veneto non lo stiamo facendo. E questo è uno degli obiettivi, caro Remo, che noi dovremmo aprire e affrontare. È vero che è una politica questa che non è solo sociale, ma è anche economica, ma è anche di prospettiva, ma è anche di investimento, ma è anche di formazione, ma è anche universitaria, ma è anche tecnologica. È vero, è una politica che ha più competenza all'interno della giunta, ma è una politica da presidente di giunta regionale. I nostri giovani devono, lo dico con estrema franchezza, trovare una luce, un velo, un punto. Guardate, un giorno, pochi giorni fa, un sindaco di un comune fa una denuncia e dice nelle mie aree, dice, si beve troppo. I ragazzi marinano a scuola e si inciuccano, bevono sulle sponde del mio lago, il lago di Calazzo, e questo diventa non solo un grave evento per la scuola, ma anche un problema di salute. E dice, e pensate che queste patologie, queste devianze si esasperano ancora di più d'estate, perché questi ragazzi purtroppo non trovano nulla da fare. Non trovano nulla da fare. Allora, capiamoci, potrebbero diventare, la butto lì, ma non sto offendendo nessuno, potrebbero diventare degli operatori ecologici per 3 mesi, dove fanno un po' di esperienza, dove capiscono che buttare qualche immondizia è brutto, dove possono prendere una piccola remunerazione e sapere cos'è il sacrificio del lavoro. Potrebbero diventare con dei progetti finalizzati. E noi lo dobbiamo fare questo, potrebbero diventarlo, ma non li possiamo lasciare allo sbando, non li possiamo lasciare al capobranco che guida la devianza e che nessuno, perché la famiglia magari è impegnata a lavorare, nessuno gli dice che stanno sbagliando. Allora, questi a mio avviso sono i temi. Pagina 1, l'anziano ha dato tanto alla società, deve essere assistito, deve essere seguito, ma dobbiamo bloccarlo prima che entri nella zona grigia-nera. Pagina 2, non perché è più indietro, ma perché è più avanti, il ragazzo, il giovane. Quello, noi su quello dobbiamo investire di più. E allora la cosa che io ti chiedo, ma non è solo competenza tua, ripeto, è competenza interdisciplinare. Bisogna non fare una legge nuova, che non serve. Bisogna fare una politica giovane, nuova per i giovani, dove le
finalizzazioni di pochi soldi che abbiamo, ma anche dei grandi collegamenti che abbiamo, sono quelle di dare una prospettiva di vita a questi ragazzi, una prospettiva nel dire ti lego al territorio e sappi che le istituzioni ci sono. Ecco, questa è la politica da sociale del PDL, è la politica in parte che ho spiegato anche del nostro partito nazionale, ma è una politica tutta da costruire su questo versante ed è una politica che ci porterà magari ad avere anche qualche grande delusione, perché quando ci sono poche risorse è difficile fare delle promesse, però dobbiamo cominciare e questo su Remo ci conto anche negli assessori provinciali, perché guardate i vecchi progetti di una volta, dei ragazzi che venivano seguiti nel dopo scuola, a fare dei piccoli progetti a livello di scout o di altri, ma dando dei segnali di vita, sono progetti che hanno fatto nascere una generazione che ora è una generazione seria, senza devianze, forte, non di centro-destra e di centro-sinistra, produttiva per il nostro paese. Grazie di questa attenzione e io vi saluto.